Rieccoci nell'ultimissima parte del Sindaco Risponde con il vice sindaco Andrea Michalizzi. Allora, ci sono già i messaggi, dunque dovremo fare tutto velocemente, ovviamente rispondendo correttamente e nei tempi giusti. Sono sulla linea di partenza. A tutte le domande dei nostri cittadini padovani. Iniziamo con il primo, Elisabetta. Quando inizieranno i lavori di ristrutturazione delle case di via Pinelli di proprietà del Comune? Devo sentire la mia collega Francesca Benzolini che si occupa dell'edilizia residenziale. È una domanda molto specifica di un tema di cui non mi occupo, quindi bisogna sentire loro. Secondo messaggio. A quando il marciapiede a ambilati di via Chioggia verso il nuovo sottopasso? Grazie, e lo chiede il signor Carraro. Prendo nota di questa segnalazione che invece è compito mio e dobbiamo mettere in sicurezza quella situazione. Dobbiamo farlo, sì. E quindi? A quando vediamo se l'anno prossimo è l'anno buono. Cioè l'anno questo o il 2024? L'anno prossimo, sì, scusi, intendo la stagione prossima, diciamo quindi quest'anno, dall'estate in poi, sì, verso fine anno. Sì. Verso fine anno. La seconda parte ha preso tempo. Dell'anno. Sì, ha preso tempo perché non è nella programmazione attuale. Come via Pinelli invece, per esempio, via Pinelli io so che adesso è nella programmazione attuale dell'amministrazione la domanda prima, ma non so dire, siccome lei è molto preciso e vuole la data di inizio, non so dire quando inizieremo, ma è tra i lavori che l'amministrazione sta avviando. Io sono preciso perché poi domani mi arrivano le email e dicono ecco, ma fa bene. Dicono tutto, fanno tutto e tu mai fai le domande che dovresti fare. È un ruolo che delle volte è ingrato quello di fare delle domande. Ma fa benissimo. È così. Andiamo con il terzo messaggio. Vado spesso a piedi al supermercato Coop di Viale della Pace. Purtroppo sul lato della Coop non c'è marciapiede. È possibile farlo? Bisognerebbe fare adesso l'itinerario dall'altra parte e poi attraversare. Quella è un'area in cui purtroppo ci sono molte incompiute lì intorno. Non so se c'è spazio per realizzare quel marciapiede in area pubblica. Devo verificare. Ha terminato? Sì. Ultimo messaggio. Quando cominceranno i lavori al PP1? Anche questi sono attività legate a iniziative di carattere privato, quindi l'amministrazione è difficile che si sbilanci, insomma, su queste possibilità. Certo che sarebbe, come dire, un tassello fondamentale, perché con la sistemazione dell'area dell'ex Boschetti si aggiunge, diciamo, anche la parte di fronte che diventa strategica. Sembrava quasi un'empatia, proprio l'ultima domanda era piazzare Boschetti. Com'è lì? Stavo aspettando il messaggio, invece no, è una domanda no, perché lei ha citato ed era l'ultimo argomento che dovevo chiederlo. Lì noi stiamo procedendo lentamente perché dobbiamo stiamo rifinanziando a tratti il progetto, che ha speso molto purtroppo in spese di bonifica, come abbiamo commentato in passato, e quindi insieme alla disponibilità di risorse noi metteremo a posto, insomma, l'area, quindi procederemo a rilento. Le palazzine quando inizieranno sono già dei privati, se non erro? Le palazzine invece sono dei privati. E quando inizieranno i lavori ne ha conoscenza oppure allora, no? So che stanno ultimando l'accordo per la concessione dei lavori, cioè l'autorizzazione del Comune a poter iniziare i lavori nelle palazzine private. Ecco, quella parte lì aiuterà molto anche il cantiere pubblico, perché alcune cose devono attendere che inizi. C'è sempre l'ultima telefonata che c'è in linea. Ma noi siamo qui. È rapida così. Io la interrompo, però sono le 20:30 quasi. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Io sono Fangiro a Padova. Come si chiama? Rovigo. Da dove chiama? Rovigo. Ah, Rovigo, prego allora.
E niente, io sono stato a fare un giro così, ho visto i monopattini in giro, proprio abbandonati in mezzo alla strada, ma buttati in giro proprio. Cioè non c'è un parcheggio, già sono pericolosi, non c'è un parcheggio riservato solo ai monopattini. Li ho trovati in mezzo a una pista ciclabile, un che c'era vicino a un ponte buttato là come fosse una mondizia. Cioè, ma dico, un po' di rispetto per quella roba lì, no? Ma è colpa del cittadino quello. Sapesse che battaglie stiamo facendo, però prego, risponda Michalizzi. Mi aggiungo al ragionamento che ha fatto il nostro telespettatore. Nel ghetto c'era un monopattino parcheggiato proprio nella curva della stradina che arriva dalla piazza delle Erbe, e una signora è arrivata e è caduta, ero presente, l'ho tirato su. E infatti dico quello io. No, è vero, ha ragione, però non è colpa del comune, perché il comune manda, ovviamente, è colpa di persone che sono di ragazzi che sono estremamente maleducati, e quindi bisognerà lavorarci. Però abbiamo lavorato con le società. Saluto, grazie Ivan, grazie, e torni a Padova. Ecco, risposta veloce. Sì, ci siamo accordati con le società per inasprire le tariffe a chi lascia in posizione sbagliata questi mezzi. Ho visto alla fiera dell'Anci a Bergamo che le varie società si stanno, come dire, ingegnando anche per affrontare questo tema, dando delle premialità a chi parcheggia in modo corretto negli stalli che alcuni prevedono. Devo dire che il free floating, il telespettatore aveva perfettamente ragione. Sì, anche noi è una situazione che condanniamo. Però mi ha fatto venire in mente una cosa: non è assolutamente una risposta a questa situazione, che bisogna, come dire, essere incisivi. Abbiamo vinto, siamo la città più educata d'Italia, è uscito come... È vero. Abbiamo interessato mi ha incuriosito questa... È vero, ha fatto bene a ricordarmelo, perché ma questa trasmissione cerca sempre le cose peggiori, non le cose migliori. Però almeno è vero che in strada tutti noi diamo il peggio di noi stessi. C'è un'altra telefonata, sentiamola. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Rapida, perché devo chiudere. Pronto? Sì, buonasera. Come si chiama? Allora, io mi chiamo Carla e chiamo da Ponte di Brenta. Rapida, Carla. Sì, allora io vado abitualmente al mercato di Prato della Valle. Senta, c'è un ritorno di voce che non riesco a capire niente. È perché lei è troppo vicina o ha troppo il volume alto del televisore? Ah, no, ha tolto la voce. Ecco, allora non lo so, provi a parlare, allora, noi la sentiamo sì. Benissimo. Bene, allora, io faccio fatica a deambulare e ho bisogno tante volte di andare ai bagni pubblici. Volevo dire che sono un po' indecenti, perché il bagno per gli handicappati, una volta c'era il campanello e adesso bisogna urlare e allora viene giù una persona ad aprirti, che è una cosa poco simpatica. Poi se riesco anche ad andare su delle scale, perché tante volte ho il carrellino della spesa e non faccio fatica a tirarlo su, dentro non ci sono attaccapanni. Ma dove sono questi bagni? Quelli pubblici. Ah, ok, perfetto. In Piazza Rabbi, dove c'è il parcheggio. Ecco, in Piazza Rabbi, perfetto. Sì, quelli. Capito. Ecco. Perfetto, è stata molto chiara, guarda, benissimo. È un ragionamento... Se può provvedere e sistemare, almeno mettere il campanello. Certo, ecco. Grazie signora. Aggiungo anche a questo suo intervento che in tante puntate da 5 anni a sindaco ho sempre chiesto che Padova, che è una città che non ha dei bagni pubblici, se si può fare qualcosa. Lui si era impegnato, però ovviamente che ci sono dei costi, ci sono dei permessi, tant'altro. Un giorno gli ho consigliato di prendere un negozio sfitto come hanno fatto a Venezia, di fare dei bagni a pagamento, ovviamente, però è una situazione davvero molto, molto borderline per quanto riguarda questa necessità, Michalizzi. E bisognerà pur fare qualcosa. Noi abbiamo 6 bagni pubblici dislocati nel centro storico
cambiamo la società che li gestisce, non siamo contenti del servizio, stiamo cambiando, mentre il campanello di cui parlava la signora, una segnalazione che aveva avuto oggi, l'abbiamo cambiato. Ecco signora, oggi il campanello è stato cambiato, bene, così abbiamo accontentato che la nostra ultima telespettatrice e ovviamente cittadina di Padova, perché è un problema davvero dobbiamo imparare a essere più bravi sui problemi dell'accessibilità, sì, perché no, però tante persone... in bagno vanno tutti i micalizzi. Sì, ma non solo per i bagni, per qualunque servizio itinerari, cioè le persone che hanno difficoltà a deambulare, a muoversi, le persone con disabilità, noi dobbiamo imparare a essere, come dire, più bravi a organizzare la città a misura anche di queste situazioni. Abbiamo sforato i 5 minuti, grazie, non per colpa sua, perché sono arrivate tutti all'ultimo momento messaggi telefonate, grazie ad Andrea Michalizzi, vice sindaco, grazie di essere intervenuto. Grazie a voi. Io vi lascio con l'informazione di TV7 Report, non perdetela, buona serata.